Diventa un caso politico lo sbarco della nave della SNAV Aurelia al porto di Augusta. Dapprima il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, del Movimento 5 Stelle, informata dell'arrivo in porto della nave adibita a quarantena per i migranti, ha disposto con ordinanza il divieto assoluto di sbarco. Per tutelare la salute dei miei concittadini, nessuna delle persone a bordo, che siano equipaggio o migranti, potrà scendere a terra ad Augusta, spiega il sindaco. Può apparire una decisione forte, ma ho la responsabilità di assicurare le massime condizioni di sicurezza sanitaria agli augustani. Alcune ore dopo avviene la svolta. La nave Aurelia, adibita a quarantena per migranti con a bordo più di 250 persone ed una ventina di positivi al Covid, sbarcherà ad Augusta. La prefettura di Siracusa ha fornito ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e della incolumità pubblica. Dalla nave scenderanno soltanto i migranti risultati negativi al tampone, che saranno portati subito fuori dalla provincia aritosea. Ed in queste ore sono arrivati 276 migranti a Lampedusa con diverse imbarcazioni, persone che si aggiungono ai 250 arrivati nelle ultime ore. Al momento nell'isola e tra i locali della parrocchia ci sono almeno 1400 migranti, ed il presidente della regione Nello Musumeci rilancia sul tema dell'immigrazione e dichiara: non si può consentire che migliaia e migliaia di migranti autonomi o con le navi delle ONG possano sbarcare in una terra che è rimasta per mesi in ginocchio e che adesso guarda con una certa prospettiva per potersi riprendere. Roma, da questo punto di vista, è stata molto impreparata, perché ha affrontato con approssimazione un fenomeno che si preannunciava sin dai primi mesi di aprile e di marzo. Se dipendesse da me, se avessi l'autorità per farlo, dice ancora Musumeci, io chiuderei i porti, che non significa non dover affrontare le necessarie assistenze per chi è in mare, ma questo deve essere fatto tenendo conto della tutela dei cittadini siciliani. Speriamo, conclude il governatore, che da Roma si rendano conto che la Sicilia non vuole essere un campo profughi.